Corrado Callegari del Grande Nord. Buonasera. Corrado Callegari. Direttore, io sarei stufo non stasera in generale perché sono 8-9 mesi qua che sentiamo continuamente spot televisivi di tutti i tipi. Noi abbiamo assistito a un governo che è innaturale perché si sono unite due forze che non hanno niente in comune se non la gestione del potere, perché abbiamo visto che quello che interessa maggiormente adesso è andare a occupare tutti i posti della RAI, Consob, giustamente come hanno fatto anche altri partiti, ma loro sono finalizzati solo a questo, perché di fatto in 8 mesi abbiamo sentito spot di tutti i tipi, io me ne sono scritti una decina qua. Allora, abolizione della povertà, questa è stata proprio una roba incredibile. Salvini aveva detto l'estate scorsa pagheremo la benzina di meno andando in vacanza, perché doveva abbassare le accise. Manderò a casa 500.000 clandestini senza preoccuparsi che per mandarli bisogna fare gli accordi con i paesi di provenienza, e di accordo ce n'era uno solo, quello con la Tunisia, fatto da Maroni ancora nel governo Bossi-Berlusconi. Poi si sono impuntati con l'Europa, hanno voluto fare una manovra che portava a uno sforamento del 2,4 ed entrambi, Di Maio e Cipe Cioppe e Salvini, non arretreremo di 1 millimetro, non arretreremo di 1 millimetro, alla fine da 2,4 l'Europa gli ha imposto 2,04. Nel frattempo, che ci sia gente che crede o non crede allo spread, che lo spread non è un numero in quanto tale, è la differenza che c'è sugli interessi che uno Stato piazza i propri titoli del debito pubblico. Io nei mesi di luglio, agosto, settembre, mentre c'era la trattativa in corso, siccome ho un'estrazione di questo tipo qua, avevo cominciato su ogni emissione dei titoli di Stato a vedere quanto a 1 anno, 6 mesi, 10 anni, 5 anni avremmo pagato di interessi in più. Mi sono fermato quando siamo arrivati a ridosso quasi di 1 miliardo di euro in più, cioè nei 6 mesi di trattativa con l'Europa abbiamo emesso titoli di Stato con un interesse maggiore rispetto alle emissioni precedenti, e questo ci costerà nel futuro. Infatti Sole 24 Ore, non mi pare ieri o l'altro ieri, ha già fatto il calcolo di quello che saranno, in base a quello che abbiamo fatto, gli interessi che lo Stato nostro pagherà sui titoli di Stato del debito pubblico è pari a 72 miliardi. E questi sono cifre, la Puppato lo sa benissimo, che quando vai a fare una manovra finanziaria ti pesano, cioè ti uccidono, perché tu puoi provare anche a diminuire il debito pubblico, ma 72 miliardi ti ammazzano. Qualcuno potrebbe dire, come i 5 Stelle, ma era precedente questa cosa qua. Sì, era precedente, ma è stata incrementata, perché se uno guarda quant'era il debito pubblico all'inizio 2018 e alla fine 2018 si accorge della differenza. E quindi tutti questi spot che hanno fatto in soldoni, che cos'è che hanno portato allo Stato italiano? Solo interessi maggiori da pagare. Poi si parla del reddito di cittadinanza, della quota 100, quali decreti vengono rinviati, non sappiamo i contenuti, cioè a grandi linee si sanno i contenuti, ma nel dettaglio non sappiamo niente. Poi abbiamo visto TAP, TAV, trivellazione, prima i 5 Stelle dicevano una cosa, poi se la sono mangiata, poi Salvini stava zitto, cioè è il discorso che c'è scritto là nel titolo, caos totale, tutti contro tutti. Io auspico che il popolo, che in questo momento qua sta dando consenso a queste due forze politiche, si accorga del disastro che stanno combinando in questi mesi. Poi c'è il discorso dell'autonomia. A me ha fatto piacere, l'ho vista quella sera che ha sostituito la bandiera. Abbiamo coperto la scritta autonomia subito, perché ma io sinceramente non avrei avuto dubbi, perché io ho avuto l'esperienza parlamentare del 2008-2013 dove eravamo andati giù per ottenere il federalismo, quello che citava prima la Puppato, ma di fatto giù c'è un partito del Sud che si compattano e te lo impediscono di farlo. Infatti io dell'autonomia ho sostenuto e ho votato, ma io sono sicuro al 100% che non arriverà niente. Come dice la Puppato, è un'illusione che hanno dato, perché non esiste.
e se ci trasferiranno qualche competenza ce la trasferiscono con la spesa storica, quindi di fatto invece di spendere i soldi lo Stato romano lo spendiamo noi in Veneto, ma di quello che ha sempre interessato gente come me, indipendentista, secessionista, separatista, che era quella di tenersi in casa il residuo fiscale, che è quello su cui noi dobbiamo lottare per poter stare meglio in Veneto ed avere più soldi a disposizione per le nostre imprese, per i nostri pensionati, per la gente che ha bisogno, non sarà possibile realizzarlo, anche perché, chiariamoci, l'autonomia verrà prima, adesso hanno detto che dovranno mettersi d'accordo il 15, poi ci sarà a febbraio, ma dopo dovrà andare in aula. Dovranno andare in aula, parlamentare, ma sappiamo come l'aula. Io voglio ricordare che quella volta che eravamo a Roma, Fini ha fatto cadere il governo. Nel 2011 avevamo completato tutti i costi standard che avrebbero dovuto rendersi operativi dal 1 gennaio 2012. Hanno fatto cadere un governo. Scusate, Io, direttore, volevo tornare ancora sul discorso dell'autonomia. Mi è dispiaciuto sentire Zambetti, che peraltro conosco anche bene, doversi arrampicare sugli specchi per spiegare quello che sta avvenendo. In politichese. Il discorso è questo qui: l'autonomia è comunque solo ed esclusivamente una questione di soldi. Il Nord vuole tenersi i propri soldi, il Sud non li vuole mollare, perché questa è la regola matematica. Perché? Perché i soldi del residuo fiscale del Nord servono per mantenere tutta una serie di circuiti assistenzialisti nel meridione, parlo dei forestali, famosi forestali calabresi, quelli siciliani, i lavoratori socialmente utili di Napoli, e poi tutta una serie di sprechi, perché quando nella legislatura 2008-2012 siamo andati a lavorare sulla determinazione di costi standard, andandosi a prendere i bilanci di tutte le regioni, si è visto quello che c'era. Per dire, in Calabria non c'era neanche il bilancio della sanità, tanto perché se capimo, e non c'era nessun tipo di... Non c'era proprio il bilancio. Non c'era proprio il bilancio, quindi questa è la realtà dell'altra parte del nostro paese. Allora, quello che volevo dire è che Grande Nord, proprio in questi giorni, dal mese di gennaio in avanti, abbiamo lanciato una petizione di raccolta firme con la gente contro il reddito di cittadinanza, perché giudichiamo il reddito di cittadinanza, come è stato anche il reddito di inclusione, una specie di forma assistenziale sempre nei confronti delle stesse regioni, dove magari è vero che qui al nord le situazioni vengono magari più controllate, ma vi lascio immaginare cosa vuol dire in Sicilia, in Campania, in Calabria, mettere a disposizione dei fondi come quelli del reddito di cittadinanza. Noi da questa settimana siamo in tutte le piazze del nord, dalla Liguria al Friuli, a raccogliere le firme contro il reddito di cittadinanza. E vorrei anche fare una piccola puntualizzazione, che ho visto un dato oggi pubblicato sul giornale, come fonte era il Veneto Lavoro. Si parla di 370.000 persone in Veneto che sono disoccupate, iscritte ai registri della disoccupazione. Se potenzialmente questi qua avessero tutti diritto alle 780 euro che mette a disposizione, io parlo per grandi numeri, ma perché qualcuno ha fatto il calcolo di quanti soldi sono? Sono 288 milioni di euro al mese, che moltiplicato per 12 fa 3 miliardi e mezzo di euro, ma solo il Veneto. Ma solo il Veneto. Cioè, questo sta a testimonianza che tutti quegli spot che questi politici stanno lanciando per televisione sono solo degli spot e basta, privi di contenuti, privi di numeri, privi di dati. E posso dire anche una roba, una vergogna, perché è una vergogna.